Una vera bomba è esplosa questa sera a Napoli, e i tifosi del Napoli sono in allerta massima. Torniamo con un aggiornamento caldo e imperdibile sul nostro amato club. Direttamente dal dietro le quinte che non si ferma nemmeno per un secondo. Come sempre, il nostro impegno qui è quello di fornirvi le informazioni più recenti, affidabili e di grande impatto, mantenendo sempre viva la fiamma della passione azzurra. Ma prima di immergerci in quello che potrebbe essere uno dei momenti più decisivi di questa stagione, lasciate il vostro like qui sul video, iscrivetevi al canale e attivate la campana per non perdere nessuna novità. Quello che stiamo per rivelare sta creando fermento nei corridoi di Castel Volturno e potrebbe influenzare direttamente il futuro della squadra. Sì, qualcosa di grande si sta preparando, e i segnali indicano una svolta di quelle che fanno la storia. Rimanete con noi, perché quello che sta per succedere lascerà senza parole qualsiasi tifoso. E la notizia non potrebbe essere più simbolica: l'addio di Victor Osimhen al Napoli è praticamente certo. Secondo le informazioni di Luca Marchetti, esperto di Sky Sport, l'accordo tra Napoli e Galatasaray è concluso al 99%. L'attaccante, che ha brillato intensamente con la maglia azzurra, sta per approdare definitivamente nel calcio turco. Il contratto è già stato inviato al giocatore, che sta analizzando gli ultimi dettagli mentre le banche delle due parti completano le pratiche burocratiche. L'operazione sarà chiusa per 75 milioni di euro, di cui 40 milioni pagati immediatamente e gli altri 35 milioni suddivisi in 2 rate garantite, fino a giugno 2026. Inoltre, il Napoli si è assicurato il 10% su una futura rivendita e una clausola anti-Italia, che impedisce a Osimhen di giocare nuovamente in Serie A per almeno 2 anni. Una mossa strategica di De Laurentiis per proteggere il club sul mercato nazionale. Con questo, il ciclo di uno dei più grandi attaccanti dell'era recente del Napoli giunge al termine. L'operazione rappresenta una pietra miliare nella gestione di Conte e De Laurentiis, aprendo la strada a nuovi acquisti, nuovi sogni e una nuova era che ha già iniziato a delinearsi con rinforzi come Lucca, Bokema e altri che stanno per arrivare. Ma ora la domanda che rimane è: il Napoli ha fatto bene a vendere Osimhen per questo importo? La clausola anti-Italia era necessaria? E chi dovrebbe essere il nuovo numero 9 della Azzurra? Lasciate qui nei commenti la vostra sincera opinione su questo trasferimento che potrebbe cambiare il destino del club nei prossimi anni. E, naturalmente, un super grazie a tutta la nostra community che ci segue quotidianamente. Voi siete parte di questa storia. Andiamo insieme al prossimo capitolo.